L'epidemia precipita, i numeri calano, in Veneto l'infezione non morde più. Luca Zai annuncia che sono scesi sotto i livelli di guardia anche i dati delle terapie intensive. Noi saremmo anche da zona gialla, però è pur vero che non negando l'evidenza un percorso lo dobbiamo fare tutti assieme e penso che il fatto che il decreto preveda, vi stavo dicendo, sì le zone arancioni, sì le zone rosse, ma prevede anche il tagliando, perché c'è scritto se si modificheranno le condizioni epidemiologiche, è giusto che si prenda in mano anche questo argomento. E così si va verso la riapertura, indicativo il fatto che l'11 giugno ci saranno gli europei di calcio con lo stadio aperto per Italia-Turchia. Io ho visto che l'11 di giugno ci saranno gli europei con Italia e Turchia. È liberi tutti allora. C'entrano 20.000 persone all'Olimpico. Immagino che l'11 giugno sia la parte finale della liberazione. Cioè, sto dicendo cosa? È inevitabile che si vada verso una fase di convivenza. Il virus c'è, l'infezione c'è, però è altrettanto vero che ormai non è che ci aspettano molte scelte. Dobbiamo capire se con i cittadini, come cittadini vogliamo fare questa battaglia e avviare una fase di convivenza, portando mascherine, evitando gli assembramenti e igiene delle mani, storie che sapete meglio di me, oppure se pensiamo che la sicurezza totale si raggiunga solo quando il virus sarà scomparso, cioè mai.